Quali sono secondo lei le sfide che le imprese si trovano ad affrontare e quali possono essere le opzioni o le soluzioni che possono essere adottate? Beh, intanto grazie dell'opportunità. Essere qua al Salone è già una cosa meravigliosa, perché sei in una cornice che è fantastica e questa cornice permette delle opportunità per le nostre imprese di presentarsi al mondo. In questo momento particolarmente difficile per tutta una serie di cause e concause, la difficoltà del momento però prospetta delle opportunità. Quali sono le opportunità? Quella di presentarsi e crescere in quello che sono tutti i settori tecnologici. Il mondo sta cambiando in maniera velocissima e rapida, c'erano essere delle opportunità per quelle che possono essere le motorizzazioni, quindi tutto quello che è la trasmissione, quindi stiamo parlando al green, stiamo parlando all'idrogeno, quindi tutte opportunità che possono essere la possibilità di crescere verso un mercato che sicuramente è un mercato, per quanto riguarda quello italiano, in crescita, è un mercato importante. E considerate anche che nel mondo circa il 50% degli yacht di lusso, quindi della nautica di lusso, è fatto made in Italy. Quindi quale altra migliore possibilità per noi per investire nella tecnologia e far conoscere i propri prodotti, i nostri prodotti, al di fuori di quello che è il nostro mercato domestico. Allora, Confindustria Veneto Est rappresenta tutta una serie di imprese anche legate al settore della nautica, ma anche a settori magari anche collaterali alla nautica, che possono trovare delle sinergie di sviluppo magari insieme. Abbiamo parlato anche stamattina con il presidente di Union Camere, sia nazionale che Veneto, dell'importanza proprio di creare delle connessioni anche fra i settori diversi. Secondo lei quali potrebbero essere delle connessioni che potrebbero ispirare, se vogliamo, il mondo della nautica e di conseguenza il comparto delle imprese? Il mondo della nautica è un mondo completamente trasversale, quindi va a colpire pressoché tutte le merceologie presenti nel mercato. Quindi lei parla dell'industria metalmeccanica, che poi chiaramente possono essere gli scafi o tutte le strutture, ma è l'industria della plastica, l'industria dà lavoro pressoché a tutti. Quindi l'Italia deve essere fiera di poter implementare e sostenere questo tipo di industria, perché come hanno già detto all'inaugurazione, è un'industria che crea lavoro dal semplice operaio, chiaramente, fino al grande armatore, però sono coinvolti pressoché tutti i settori merceologici presenti nel nostro mondo produttivo.